La prima volta l'ho ascoltato un attimo prima di Mario Menolo. Lo ascoltai e sinceramente mi piacque, mi è piaciuto e lo ritengo uno dei bravi. Diciamo che a me è piaciuto subito con Mare Verde, indifferentemente, quel genere là, veramente l'ho tanto tanto apprezzato. E poi mi è piaciuto soprattutto con Solitario, la canzone che ho dato io. E l'anno non me lo ricordo, però l'ho conosciuto attraverso un amico mio che era un autore, un compositore di parole, Giovanni Marigliano, con il quale ho scritto i carte, Sposalizzi e Marinare, eccetera. E scrivemmo una canzone che si intitola Confiette Sposa. E lui disse, la vogliamo dare a Mario Trevi, dico, e perché no? Gliela proponemmo e lui se l'è presa. E così l'ho conosciuto su quel terrazzo che aveva lui sulla casa, dove era là? Piazza Carlo III più o meno, là vicino al 2000, come si chiama quella zona? Sì, sì, Piazza Carlo Terzi. Allora no. E lo accompagnai a Capri, gli davo molto coraggio, eravamo tanto tanto amici in quel periodo, lo siamo ancora logicamente, però in quel periodo eravamo un po' più legati perché oltre all'amicizia c'erano molti interessi in ballo. E niente, quando lui cantò al festival che era in diretta c'era vento, l'orchestra, il vento si portava un po' i violini, cioè si riportava nel senso che si portava il suono dai microfoni. Però nonostante tutto facemmo una buona cosa, anche se poi questa canzone non riuscì ad andare in finale, però poiché la forza c'era, il pezzo era molto bello, è uno di quelli che è rimasto poi nella storia di quel festival. Quindi grazie a Mario Trevi, grazie a alla Giulietta Sacco, che poi ne fece anche lei una grossa interpretazione. E la canzone ebbe un grande forza attraverso loro. Io penso che il cantante sia molto 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 determinante per la diffusione della canzone. Non mi ricordo mai di non mi ricordo che mi era occupato un caffè, ma no, sto scherzando. A casa sua il caffè lo faceva salire e tutto quanto. Nel bar non ci siamo mai capitato, però penso che se capitavamo ce l'aveva accattare io sul caffè. Questo sicuramente è così, perché lo dicono tutti, lo dico anche io. Allora salutamelo affettuosamente e in bocca ai lupi piccoli.